la terapia col plasma prelevato dai soggetti guariti dalla malattia Covid-19 può essere utilizzato per curare i nuovi pazienti affetti dalla malattia, perché il plasma dei soggetti guariti contiene anticorpi diretti contro il virus che permettono, soprattutto nelle prime fasi della malattia, di abbattere la carica virale e quindi di aiutare questi pazienti a avere un decorso un po' più favorevole. Una terapia, quella del plasma iperimmune, ancora sperimentale, non consolidata, nella quale il Veneto sta credendo e investendo molto, plasma che viene utilizzato nell'ambito di protocolli clinici. Noi, come tutti i dipartimenti trasfusionali del Veneto, della Regione, partecipiamo a almeno 2 studi clinici, uno è quello promosso dalla nostra Regione, l'altro invece è quello nazionale, che è lo studio Tsunami, che è l'unico studio randomizzato in cui si confronta l'effetto del plasma su pazienti contro un braccio invece dello studio in cui non viene dato plasma, così finalmente riusciremo a capire se effettivamente il plasma è efficace oppure no nella cura di questa malattia. La fase prima dell'eventuale ospedalizzazione è l'effettuazione del tampone, fondamentale il test antigene per poi effettuare eventualmente il molecolare. Noi chiediamo sempre che i pazienti che hanno bisogno di un ricovero per Covid passino dal pronto soccorso, vengono testati preventivamente con l'antigene e poi viene fatta la consulenza dell'infettivologo per valutare la gravità dei sintomi, la necessità del trattamento e indicare in quale reparto ricoverarlo. Questa linea di pensiero va condivisa a livello nazionale e regionale con documenti che siano semplici, di chiara indicazione, e abbiamo sicuramente bisogno dell'aiuto dei medici di famiglia, perché il paziente che fa l'antigene a casa sua, che non ha grossi sintomi, non deve essere ricoverato in ospedale. Ma prima ancora rimangono le regole basi di sempre: mascherina, distanze sociali, igienizzazione delle mani.